Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. È stato inaugurato l'anno giudiziario alla TAR di Trieste, presieduto da Oria Settesoldi, che nella sua relazione ha sottolineato la rapidità delle decisioni malgrado l'incremento del numero di ricorsi depositati rispetto all'anno precedente. Nota positiva, non ci sono arretrati, ascoltiamola. L'anno non è andato male, è stato un anno faticoso, un anno strano, un anno pieno di cose nuove, perché è stato l'anno in cui abbiamo fatto quasi sempre udienza da remoto fino a tutta l'estate praticamente, e abbiamo continuato con questo nuovo stile di udienza che ci siamo dovuti inventare, ma che tutto sommato ha funzionato. Con un grande lavoro da parte delle segreterie che veramente si sono dovute improvvisare, tecnici informatici, è stato non facile, ma credo siamo riusciti a portare avanti il lavoro in maniera soddisfacente. Infatti, nonostante un aumento nel numero del deposito dei ricorsi, noi siamo riusciti comunque a chiudere l'anno con quasi tutto il 2021 già fissato, se non deciso, insomma, e abbiamo pochissime giacenze delle annualità precedenti. E quindi il bilancio è senz'altro positivo. Poi si tratta di, insomma, c'è anche da dire che la media di impugnazione delle nostre sentenze non è alta e ancora più bassa è la media di riforme in appello, quindi anche questo ci può rendere, diciamo, soddisfatti del lavoro svolto, che evidentemente viene ritenuto soddisfacente dalla collettività locale. Uno dei temi di novità di quest'anno sono stati anche tanti ricorsi legati alle vicende degli obblighi vaccinali per quanto riguarda soprattutto il campo sanitario. In questo senso il TAR ha avuto un approccio molto lucido, molto chiaro. Noi sì, immagino che sappiate, le sentenze sono state tra l'altro le prime uscite in Italia, le nostre sentenze sulla materia dell'obbligo sanitario sull'obbligo vaccinale dei sanitari. E tra l'altro sono state tutte confermate nella sostanza in Consiglio di Stato, e noi crediamo di aver fatto bene a fare sentenza quando ci è stato sottoposta la richiesta di misura cautelare, per dare un segnale chiaro, insomma, per permettere alle persone di sapere come esattamente l'assetto giurisdizionale, la giustizia vedeva le loro pretese. Sono molto contenta anche del fatto che il Consiglio di Stato abbia fatto seguito a stretto giro, quindi perlomeno io credo che piaccia o non piaccia quello che la giustizia dice, quello che può aiutare soprattutto il cittadino è sapere cosa la giustizia dice. Scappata con il figlio dall'Ucraina, ha raggiunto la madre in Friuli Venezia Giulia dopo 5 giorni di fuga. Al momento del ricongiungimento avvenuto a Trieste, però, Irina ha subito un arresto cardiaco, perdendo conoscenza e cadendo a terra. Troppe le emozioni da sopportare, troppi i sentimenti, le ferite al cuore da rimarginare. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Cattinara di Trieste, dove è stata salvata dopo ore di cure intensive. Il particolare intervento è stato raccontato da Gianfranco Sinagra, direttore del Dipartimento Cardio-Toracico Vascolare di Asuggi. Irina ora sta bene, è stata dimessa, ma non ricorda bene quanto le è accaduto al suo arrivo in Italia. Ha espresso la volontà di studiare l'italiano e trovare un lavoro e ha lasciato un messaggio: sono viva per miracolo e i miei angeli custodi sono i medici di questo ospedale. Grazie. Il corpo mummificato di una donna nata nel 1933 è stato trovato in una casa in centro a Trieste. A fianco al corpo c'era lo scheletro di un gatto, evidentemente morto di stenti pochi giorni dopo il decesso della sua padrona. La scoperta è avvenuta ieri mattina a seguito di un controllo effettuato dai funzionari dell'INPS. Il personale dell'istituto, non ricevendo risposta, insospettiti hanno lanciato l'allarme, attivando l'arrivo dei sanitari e della polizia locale. Secondo i rilievi la donna sarebbe morta anni fa, tanto che il cadavere era diventato ormai irriconoscibile. La donna aveva una sorella con la quale aveva litigato, interrompendo ogni rapporto. I sanitari hanno trovato alcuni prodotti alimentari scaduti nel 2018, uno dei pochi elementi che può far risalire a una orientativa data della morte.
È in programma oggi il CDA di Civibank dove si dovrebbe fare luce sulla posizione della banca friulana sull'OPA lanciata da Sparcasse. C'è anche attesa per il pronunciamento della Consob che potrebbe dare il via libera all'operazione. Il destino di Civibank, l'ultima banca indipendente friulana, potrebbe essere scritto in buona parte oggi. Nel quartier generale di Cividale, in tarda mattinata, è fissato il CDA, che sarà chiamato a esprimersi sull'OPA lanciata da Sparcasse lo scorso dicembre. Un'offerta pubblica che ha già incassato i pareri favorevoli di Antitrust, Banca d'Italia e BCE e che attende a ora il pronunciamento della Consob per dare il via libera definitivo all'operazione. Finora dai vertici Civibank, con in prima linea la presidente Michela Del Piero, è stata scelta la linea del silenzio, almeno sul piano ufficiale. I contatti tra le due banche, dopo l'annuncio dell'OPA, definita friendly da Bolzano ma non accolta con altrettanto calore in Friuli, sono stati scarni e molto formali. Sparcasse, che è già socio di Civibank con il 17% delle azioni e punta al 45% dopo l'OPA, ha sempre garantito l'autonomia della banca friulana, ma sulla governance futura ci sarebbe ancora un punto di domanda. Dopo il CDA odierno, da Civibank arriverà quantomeno un chiarimento sulla posizione ufficiale riguardo l'operazione. Mostrare gradimento, definirla ostile o una via di mezzo, sarà il CDA a dettare la linea. Restano sul piatto i 6,50 € d'azioni proposti da Sparcasse con un premio fedeltà per gli warrant. Il prossimo capitolo è tutto da scrivere e potrebbe riservare sorprese. E a conclusione della riunione del Consiglio di amministrazione, Civibank ha convocato una conferenza stampa per le 13 di oggi. Nell'invito si legge che oggetto dell'incontro con la stampa saranno comunicazioni importanti e urgenti riguardanti l'istituto. Si conoscerà dunque la posizione ufficiale di Civibank in relazione all'OPA di Sparcasse. Ed ora andiamo a Pordenone. In fiera dal 31 marzo al 2 aprile scatta l'ora di Samu Expo, il salone dedicato alla manifattura. 500 aziende da tutto il mondo esporranno i loro prodotti in 10 padiglioni, attese 15.000 persone. Appuntamento alla fiera di Pordenone con le tecnologie per la lavorazione dei metalli e della plastica, subfornitura Industria 4.0. Dal 31 marzo al 2 aprile al via la manifestazione dedicata al mondo dell'industria. Espositori e visitatori da tutta Europa per Samu Expo e i suoi 4 saloni tecnici, Samu Metal, Samu Plast, Subtech e Fabbrica 4.0. La ripartenza vera e propria della fiera e delle aziende del territorio, ma non solo del territorio. 500 le aziende presenti, 700 i marchi rappresentati, 10 padiglioni per 30.000 metri quadri. A ieri sera 7.000 le persone iscritte, sulle 15.000 che ci aspettiamo circa il 20% sono dall'estero, quindi per noi è una cosa importantissima nonostante i tempi, nonostante le restrizioni. Una manifestazione fondamentale in un momento delicato del settore, alle prese con rincari di energia e materie prime. Gli imprenditori sanno trascorrere anche questi tempi terribili, sanno come affrontarli, sanno dove risparmiare, dove investire. E soprattutto in questi tempi dove l'investimento è importante perché non si possono fare molti investimenti perché i costi sono pesanti, l'imprenditore sa dove andare e dove è giusto andare e non andare. Nella seduta di questa mattina il Consiglio regionale ha commemorato Dario Rinaldi, esponente di spicco della politica regionale tra gli anni 70 e 90, morto a 86 anni nella notte fra venerdì 11 e sabato 12 marzo. Nel corso della sua vita Rinaldi ha ricoperto diversi ruoli istituzionali nella Democrazia Cristiana, di cui è stato segretario provinciale di Trieste e componente del Consiglio nazionale. Rinaldi è stato assessore regionale alle finanze, all'industria e ai trasporti nelle giunte guidate da Adriano Biasutti per 3 mandati consigliere regionale oltre che consigliere comunale. Terminata la carriera politica è stata a lungo presidente dei Giuliani nel Mondo, ente di cui ricopriva la carica di presidente onorario. Udine in fiore, Pasqua in città è la nuova manifestazione promossa dal Comune di Udine che si svolgerà dal 12 al 18 aprile in piazza San Giacomo e via Mercato Vecchio. In occasione della Pasqua e quindi dal 12 al 18 aprile ci sarà questa prima edizione di una festa dei fiori, Udine in fiore, Pasqua in città, con questo leitmotiv. Verranno addobbate con fiori, piante, ma anche con dei messaggi rivolti ai bambini, perché ci saranno anche dei laboratori per bambini legati al tema dei fiori e della primavera, nei luoghi più prestigiosi della città, perché sarà interessata via Mercato Vecchio e sarà interessata piazza San Giacomo, quindi è un'occasione per animare la città, per renderla più attrattiva sotto il profilo turistico e per dare sempre un'impronta green ad una Udine sempre più bella.
La compagnia Stivalaccio Teatro ha portato all'Auditorium di Lestizza lo spettacolo Arlecchino Furioso nell'ambito della stagione dell'ERT. Dopo il successo con Romeo e Giulietta e Don Chisciotte, la Stivalaccio Teatro, compagnia vicentina che dal 2007 si occupa di teatro popolare, commedia dell'arte, teatro ragazzi e arte di strada, ha portato in scena all'Auditorium Comunale di Lestizza Arlecchino Furioso, spettacolo in tournée per il circuito ERT interregionale teatrale, prodotto con il Teatro Stabile del Veneto e la regia di Marco Zoppello, che fa pure parte del cast interpreti assieme a Sara Allevi, Anna De Franceschi e Michele Mori, con accompagnamento alla fisarmonica di Pierdomenico Simone. L'amore, quello con la A maiuscola, è il motore di questo testo imbastito secondo i canoni classici della commedia dell'arte. Un amore ostacolato, invocato, cercato, nascosto e rivelato, ma soprattutto universale, capace di travalicare i confini del mondo. Una coppia di innamorati, Isabella e Leandro, costretti dalla sorte a dividersi, si ritrovano 10 anni dopo a Venezia pronti a cercarsi ed innamorarsi nuovamente. Allo stesso tempo il geloso Arlecchino corteggia la servetta Romanella, pronto ad infuriarsi al primo sospetto di infedeltà. Chissà se alla fine l'amore trionferà fra i 4 protagonisti. Stivalaccio Teatro si occupa anche della diffusione del teatro e della cultura, realizzando laboratori e workshop. Crediamo nello stupore, spiegano gli Stivalacci, nell'artigianato, negli oggetti che si trasformano, nella parola che diventa corpo e nel corpo che parla. E viva il riso, quello sano che evoca e abbatte i muri e ci permette di essere un po' naif. Siamo allo sport con il Pordenone Calcio, siamo vivi e crediamo ancora nella salvezza, a dirlo Alessandro Bassoli, difensore del Pordenone che parla a pochi giorni dalla gara contro l'Ascoli, a rischio rinvio per casi Covid ai marchigiani. Cosa vi ha lasciato il pareggio con il Brescia prima di questa sosta? Sicuramente ci ha lasciato un po' di fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi, perché aver fermato una corazzata come quella del Brescia significa che è stata una prova di spessore. Noi miglioriamo settimana in settimana, si è visto, e speriamo che continueremo a crescere per queste partite. La voglia di raggiungere questa vittoria è altissima. E secondo me manca qualcosina che stiamo cercando di raggiungere durante la settimana, ma sono convinto che continuando a crescere come abbiamo fatto in quest'ultimo periodo la vittoria arriverà. Vivi, siamo vivi, noi ancora ci crediamo in questa salvezza e proviamo ogni partita a raggiungere il bottino pieno dei 3 punti, perché è quello di cui abbiamo bisogno. E le prestazioni in queste ultime 6 partite ci sono state, purtroppo i risultati no. L'Ascoli è una grande squadra con grandi giocatori e dovremmo affrontarla nel migliore dei modi e al 100%. Sicuramente vestire la fascia da capitano per me è un grande orgoglio. Veramente sono onorato di questo riconoscimento. La maglia nero-verde la sto vestendo da 5 anni e ormai io qua ho costruito tanto, e per cui me la sento proprio cucita addosso. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con voi, la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.